Presto nella Marca potrebbero arrivare altri profughi. Forze dell'ordine e istituzioni si stanno preparando, ma il clima diventa sempre più incandescente, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ribadisce ancora una volta la sua posizione ed un netto basta all'arrivo dei rifugiati. Noi abbiamo già dato, abbiamo oltre 500.000 immigrati in Veneto e penso che i sacrifici debbano fare da altre parti, non in Veneto. Non esiste che i prefetti dicano che vogliono requisire i beni pubblici, perché in Veneto ancora comandano i veneti. Il prefetto di Treviso invita cittadini e comuni alla pazienza. Fino ad ora la Marca è riuscita ad ospitare queste persone anche grazie agli allontanamenti volontari, ma una soluzione deve essere trovata. Sulla questione dei sindaci resti nell'accogliere altri profughi, il prefetto spiega che capisce perfettamente l'esigenza dei primi cittadini pressati dalla popolazione già provata dalle difficoltà economiche, ma aggiunge: Io chiedo molta pazienza ai cittadini che si troveranno nei loro comuni alcuni rifugiati. Considerate che sono poche decine di persone per quei comuni che ce li hanno, quindi chiedo un pochino di comprensione da parte di tutta la popolazione. Noi facciamo gli sforzi incredibili e speriamo di farcela. Ed oggi, in occasione del 10° meeting del volontariato, sull'argomento è intervenuto anche il presidente del CSV Treviso, Adriano Bordignon. I rifugiati intraprendono questo viaggio della vita che molte volte diventa viaggio della morte. Dobbiamo, dice, aiutarli. Ad oggi il fondo del barile per quanto ci riguarda non è stato ancora grattato, abbiamo tante risorse, abbiamo ancora tante opportunità. Certo è che un lavarsi le mani non è responsabile per uno Stato moderno come l'Italia. Poi aggiunge: non possiamo nasconderci dietro un adesso basta, bisogna dire basta così, ma ora come possiamo fare? Anche l'attore Monio Vadia interviene senza mezzi termini, dice che questo flusso di emigranti arriva perché ci sono state a monte scelte sbagliate. Poi aggiunge: ricordiamoci che l'uomo che viene è prevalentemente, nella stragrande maggioranza, un uomo che cerca solo di vivere per sé e per la propria famiglia, niente più che questo.